Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi porteremo alla scoperta di Soriano nel Cimino in provincia di Viterbo. Il paese si trova a 509 metri sul livello del mare e conta circa 9.000 abitanti ripartiti tra le varie frazioni. Il comune è interamente circondato dal verde. Come sempre Borghi d'Italia sarà raccontato dai protagonisti del territorio. A voi Soriano nel Cimino. Io sono nato a Soriano, cresciuto a Soriano, vivo a Soriano, lavoro a Soriano e per me essere di Soriano è un sentirsi parte di qualcosa. Qui si riesce ancora a vivere un po' a misura d'uomo, diciamo. Tutti gli anni qui io partecipo con altre persone, altri amici qui del paese alla rievocazione storica che diciamo è un racconto di alcuni spaccati della storia di Soriano che si fonde un po' fra storia e leggenda. Qui siamo proprio nel simbolo di Soriano, questo è il castello che è stato fatto costruire in 2 anni da Papa Nicolò III nel 1277. Arrivando a Soriano si nota subito sul colle, in cima al paese che domina tutto il borgo. Benvenuti a Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo, un paese di collina, ma anche un paese ricco di storie e tradizioni. Credo che vale la pena che venga visitato. Natura tanta perché siamo nel verde più immenso tra i 2 laghi di Vico e di Bolsena, siamo nella parte alta, da dove si vede la valle del Tevere. Soriano è terra ricca di personaggi che l'hanno vissuta. Da Fabrizio De André, è la terra di Pirandello, che qui ha scritto molte delle commedie e delle novelle. È il luogo di Pasolini, nella frazione di Chia. Pasolini aveva la sua residenza e gli ultimi anni di vita li ha trascorsi qui. È il paese di Ernesto Monici, il più grande filologo che l'Italia ha avuto. Camminando per le strade del paese io credo che uno si renda conto di dove è arrivato e di quello che è stato vissuto in questo paese. Sovrastato dal Castello Orsini, ha una storia incredibile, è passato dalle mani delle più grandi famiglie romane, dagli Orsini a cui hanno dato il nome, agli Altemps, alle più grandi famiglie di papi. La storia del castello è legata strettamente a quella del paese, è anche la base della festa più importante di questo paese, della Sagra delle Castagne, dove si festeggia la vittoria del popolo sorianese rispetto agli invasori che tentavano la conquista di questo castello. Camminando per le strade del paese si vive la storia francescana di questo comune, con grandi conventi e con la splendida chiesa della Madonna del Poggio e vicino uno splendido chiostro. Affrescato con tutto il ciclo francescano e l'ultimo dipinto a cui teniamo più di tutti, che è quello della consegna della bolla papale al comune di Soriano intorno all'anno 1500 e che riconobbe a Soriano la scritta di Fidelitas da poter mettere sullo stemma comunale. Due frazioni di questo territorio ricchissime di storia, Chia, la frazione di Santo Tizio, uno splendido convento dei Padri Passionisti, un paese pieno di storia da un punto di vista archeologico. Solo nella montagna abbiamo i resti di 14 monasteri, il che fa capire la storia di questo paese e l'importanza che ha avuto
nel periodo più critico della storia del papato, tra il Medioevo e il Rinascimento italiano. Paese, dicevo, che per me è meraviglioso, ne faccio il sindaco, per cui essere innamorato è la cosa più facile. Le persone che vengono se ne innamorano perché trovano qui una grande disponibilità anche da parte dei soggetti che accompagnano le visite guidate. Il gonfalone del nostro paese, che è un gonfalone che riporta i colori riconosciuti col Regio Decreto del 1870, sono il rosso e il blu, sormontato da una corona aurea, con i merli del castello, a richiamare anche la natura medievale del paese, circondato da due ramoscelli, uno di quercia e uno di ulivo, che erano un po' le piante tipiche di questo territorio. E all'interno ci sono i simboli che richiamano il patrono, San Nicola di Bari, su un libro aperto che riguarda la legge, la parità, è tutto sormontato da Fidelitas, lo stemma di fedeltà che il Comune di Soriano acquisì per bolla papale intorno al 1500 per difesa del Papa rispetto all'antipapa di quel periodo. La tradizione religiosa di Soriano nel Cimino è molto antica. Andiamo a conoscere il parroco e le chiese del centro storico. Siamo all'interno del Duomo di Soriano Cimino, Duomo di San Nicola di Bari, è una bella chiesa, grande, abbiamo un bellissimo organo. Abbiamo il patrono San Nicola di Bari, che è qui esposto all'altare laterale. Abbiamo numerose pale. Compatrono di Soriano è anche Sant'Eudizio Martire, martire della Tuscia, qui a Ferento, che ha evangelizzato questa zona. Una religiosità popolare molto intensa, abbiamo tante feste, Sant'Eudizio, la processione, abbiamo la Caritas come organizzazione di chiesa, la Caritas abbiamo più di 180 famiglie che vengono assistite, qui sulla Rocca, al Borgo Antico abbiamo la mensa dei poveri, la sera a cena 5, 6, 7 persone vanno proprio, diciamo, le più povere di Soriano, gestiamo questa attività. Poi abbiamo anche un gruppo dell'Unitalsi molto numerosi, abbiamo un gruppo qui che il mercoledì alle 6 facciamo l'Apocalisse, quindi c'è una certa partecipazione. Abbiamo anche le comunità neocatecumenali, che sono 6 comunità, più di 200 persone, quindi sono un po' la parte trainante di Soriano. La chiesa di San Giorgio è una chiesa romanica, è carina, ci facciamo delle manifestazioni, dei matrimoni, dei battesimi a richiesta. Questo è San Nicola, poi qui a Sant'Agostino abbiamo la chiesa di Sant'Agostino. E anche giù verso il cimitero c'è la chiesa Santa Maria del Poggio, che è un'altra bella chiesa. Poi abbiamo la Madonna di Loreto, poi abbiamo qui alla curva la chiesetta di Sant'Antonio, quindi abbiamo numerose chiese. Il
territorio di Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo, fornisce tanti ingredienti alla sana cucina. A voi la gastronomia. Benvenuti, ci ritroviamo all'interno del Parco del Cimino, all'interno del Bioresort Parco del Cimino. Qui al mio fianco c'è Onesto, collaboratore di cucina. Partiamo dal presupposto della nostra cucina, una cucina tipica territoriale, rivisitata, ma sfruttando tipicamente il prodotto tipico locale. Abbiamo uno strudel di manzo con asparagi, un pesto di crescione e dei pomodorini canditi. Qui invece abbiamo un filettino di maialino cotto a bassa temperatura con delle tagliatelle di verdure e una riduzione all'aglianico. Quest'altro piatto invece è un pacchero farcito di melanzane e provole affumicate con un guazzetto di pomodorini a forno e pesto di basilico. Ci avviciniamo su quest'altro piatto e abbiamo un coniglio leprino verde, porchettato, accompagnato di tutto con delle tagliatelle di verdure e un budino di zucchine romanesche. Chiudiamo con un tagliolino al ragù di carni bianche, pesto di nocciole e pepe di Sarawak. Tengo a sottolineare che la nostra è un'azienda tipica biologica, dove all'interno facciamo anche una piccola produzione di vini, di olio, di confetture, di composte, di mostarde e soprattutto poi logicamente ricollegandoci al discorso del prodotto locale non ci facciamo mancare nemmeno dei funghi porcini del posto che poi in base al menù giornaliero somministriamo con varie metodologie. E molti giovani durante la settimana si ritrovano a Soriano nel Cimino per portare avanti le tradizioni del luogo. Andiamo ad incontrare gli sbandieratori e musici della nobile contrada Trinità. Il gruppo sbandieratori e musici della nobile contrada Trinità è nato nel 1972 e da 40 anni che siamo a servizio di questa contrada. Quando stai a piazza dopo un anno di lavoro che te stai a provare, soprapprovare, quando esci che hai i brividi sulla pelle è una cosa spropositata quello che si prova e siamo contenti di portare avanti questa festa anche per Soriano. Il gruppo è formato su per giù da una trentina di persone che si esibiscono e poi di più di 30 persone, la preparazione che sta dietro nella cucina, nel servire, nell'aiutare, nell'addobbare, nel fare tutto. Oggi è una piccola rappresentanza, siamo una piccola parte, e anche perché le possibilità non c'erano di tutti, perché chi lavora, chi studia, chi a destra, chi a sinistra e purtroppo non hanno avuto tempo. Beh, i colori sono stati sempre belli nostri, io penso, vabbè non è perché faccio di parte, però penso che sono i più belli fra i rioni perché sono i più gioiosi, via, sono i più coreografici, capito come? Sono i più belli. Una persona deve venire a Soriano perché secondo me, prima cosa, per la gente che ci sta, perché vedi un sacco di impegno e vedi un sacco di gente che sta sempre a pensare quello per riuscire a dare il meglio in piazza solo per una sera, capito come? Cioè solo per 2 weekend tu perdi un anno e è una cosa stupenda.
Soriano del Cimino è un bellissimo paese, ha una potenzialità artistico e culturale veramente notevole, come per esempio la nostra Faggeta, un bosco di faggi con i faggi più alti dell'emisfero nord terrestre, quindi è molto importante valorizzarla. Speriamo realmente che passi come patrimonio dell'umanità, l'UNESCO ci sta lavorando in questo. E quindi io credo realmente che rimanere qui a Soriano è una cosa importante per noi giovani, innanzitutto perché si vive benissimo e ci stanno tantissime cose qui a Soriano, e poi credo che realmente Soriano è bella viverla così, per la sua tranquillità e per il suo splendore. E con il presidente dell'associazione Prologo andiamo a scoprire le manifestazioni più importanti di Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo. Ci troviamo proprio all'interno della sala della Prologo. Abbiamo scelto come fondo proprio le 4 contrade e il gonfalone della Prologo, perché bisogna dire la verità, Soriano ha come manifestazione clou la Saga delle Castagne. Si svolge tra primo e secondo weekend di ottobre, è dedicata quindi al frutto, quindi è una manifestazione oltre storico-rivocativa ma anche enogastronomica, basata sul frutto della castagna, che qui nel Cimino domina quasi su tutto il territorio. La Prologo si occupa all'interno della manifestazione di accogliere gli ospiti e soprattutto di gestire la manifestazione come propaganda, anche se a coordinare tutto quanto c'è l'ente sacra, c'è l'ente composto che dalle 4 contrade, la Prologo, il comune e il COST. Il terzo weekend di luglio facciamo il Festival di André. Passava molti giorni, oltre che in Sardegna, qui a Soriano, e quindi dove ha scritto anche delle opere, per questo la famiglia è rimasta molto legata. Pietro Calabrese, firma di punta del giornalismo italiano, venuto a mancare, la famiglia ci ha permesso di poter legare a lui il nome di una manifestazione, dedicandogli proprio anche un torneo calcistico, un triangolare, e soprattutto di premiare in questa circostanza sia delle dirigenze calcistiche ma anche dei calciatori e soprattutto anche delle altre firme di punta del giornalismo italiano legati sempre al calcio. Le persone che vengono a soggiornare a Soriano troveranno sempre per il weekend qualcosa da fare e da vedere. È importante dire che Soriano ha anche delle strutture ricettive che permette quindi soprattutto di soggiornare in maniera tranquilla, ma anche di godere di prodotti gastronomici locali, quindi anche a livello di trattoria e ristorante siamo a disposizione. Altra realtà importante di Soriano nel Cimino è quella degli spadaccini del Rione Rocca. Il gruppo storico Spadaccini è nato nel lontano 74 e porta avanti da generazioni le gesta praticamente degli antichi cavalieri che dimoravano nel castello di Soriano. Noi spadaccini ci alleniamo durante tutto quanto l'anno facendo almeno una, in alcuni casi anche 2 prove a settimana, e praticamente la nostra esibizione è un'esibizione rievocativa dove facciamo duelli di coppia, duelli di gruppo, dove facciamo anche esercizi acrobatici, e tutto questo viene fatto in armonia con la musica del nostro gruppo musici, che è composto da tamburi e da chiarine, da imperiali e fra poco anche da nuovi strumenti quali i pivei italiani.
Il gruppo è composto da quasi una quarantina di ragazzi, anche 50, tutti quanti praticamente di un'età che va dai minorenni 15-16 anni fino a 20-25 anni. Il nostro gruppo si esibisce in tutte le piazze italiane e anche europee, infatti siamo stati di recente in Portogallo, siamo stati in Lussemburgo, in Spagna. I costumi sono praticamente tessuti da una sarta e dipinti da noi, quindi sono costumi storico-rievocativi che hanno i simboli del gruppo, i simboli del castello contengono, quali l'orsa, la rosa, eccetera. Le spade arrivano principalmente dalla Scozia, utilizziamo delle spade scozzesi da un mastro ferraio scozzese molto bravo a forgiarle e anche in buona parte da Urbino, un altro mastro ferraio d'Urbino. In questo momento ci troviamo nella chiesa di Santo Tizio di Soriano nel Cimino. Siamo un gruppo di 4 donne che costruiamo questa chiesa e c'è qualche uomo pure, 2 uomini. In poche parole, pulimo, facciamo le pulizie, tutte le cose e la teniamo aperta. C'è una devozione con i facchini, con tutti quanti il popolo, via, perché Santo Tizio è stato ammazzato qui vicino, a 5 chilometri da qui è stato ucciso. Ci stanno tante confraternite, prima è quella di Santo Tizio, poi c'è la Misericordia e Sant'Antonio ci sta. E queste confraternite escono tutte le processioni, attaccando dal Cristo morto fino alla processione, l'ultima processione che c'è Ferragosto. Mio padre è stato uno dei primi che si è vestito per il coso di Santo Tizio e della Madonna, perché loro hanno un camice bianco con collettino rosso quando portano Santo Tizio e quando portano la Madonna hanno un collettino azzurro. Noi siamo abituati a essere religiosi nella mia famiglia, però per Santo Tizio vedo che c'è tanta gente che ha tanta fede per Santo Tizio. Adesso ho i miei 2 figli uguali, uno dall'anno scorso e uno da piccolino che aveva 5 anni quando si è vestito la prima volta, adesso ha 26 anni. E continua ancora questa tradizione. Per evitare che si perda un po' la nostra storia, un po' le nostre tradizioni, ho fatto un libro destinato soprattutto ai meno giovani. Si compone di 4 elenchi, un elenco delle persone, dei posti dove hanno vissuto, delle parole che hanno usato, dei soldi che hanno speso. In sostanza è un po' un elenco di soprannomi, è un dizionario, la toponomastica dei luoghi e l'ultimo secolo della lira. Inoltre ho fatto un ultimo capitolo, un po' di fantasia, che parte dall'Unità d'Italia, che in sostanza commenta con delle frasi dialettali dei fatti reali, alcuni anche di rilevanza storica. Per fare degli esempi a proposito del dialetto, cose che hanno fatto nascere in me questa curiosità, quello che in italiano si potrebbe dire il riso abbonda sulla bocca degli stolti, da noi in un'unica parola è un soprannome, spreca risate. Un piccolo aneddoto, posso farlo partire dal 1970, i mondiali di Città del Messico, la finale Italia-Brasile. Noi abbiamo perso 4-1 e tutti quanti eravamo delusi. Ma c'è stato uno in mezzo a noi che ha sollevato immediatamente il morale dicendo che se ci fossimo stati noi, si c'erima nui in dialetto, avremmo fatto più bella figura. Qualcuno ha detto nui chi? E lui ha elencato una formazione con soprannomi dialettali e parte in rima che volendo posso anche ripetere. Ittoso, illotoso e marcoso, Cencetto, Beghetto, Maometto, Mondino, Frichino, Cincino, Paolino, Arzichino. E della sconfitta ce ne siamo dimenticati. Oltre appunto ai luoghi, al clima, alla cucina, io vi potrei proporre un invito e per incuriosirvi vi potrei proporre di assaggiare le nostre sutrine, oppure la frittata con gli strioli, oppure le frangetole. Sono dei prodotti alimentari che non conoscete e io sarei tanto contento che veniste ad assaggiarli, me sa migli anni.
I castagneti e il verde sono la vera risorsa di Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo. In paese vi aspettano in tanti, noi ci vediamo puntuali la prossima settimana. Per rivedere tutte le puntate potete consultare il nostro sito. Viva Soriano nel Cimino, viva l'Italia e ciao!